Rappresentano, diciamo, una fascia importante del nostro Veneto, dei cittadini del nostro Veneto, sono quelle persone che hanno contribuito al miracolo del Nord-Est, che ora anche da pensionati continuano magari a lavorare in azienda, aiutare i figli, ad accudire i nipoti, restano ancora parte integrante e attiva di quello che è il nostro tessuto, di quello che è il tessuto familiare delle nostre aziende e della nostra collettività. Sono qui per ringraziarli di quello che hanno fatto, per quello che stanno facendo, ma anche perché in un certo qual modo noi abbiamo pensato con alcune leggi anche a quello che loro ci stanno dicendo, all'agricoltura sociale, all'opportunità che può derivare per tutta la nostra società, per anziani, per bambini, per i diversamente abili, che può venire dal settore agricolo attraverso le fattorie sociali. Appunto è questo, diciamo, una specie di gemellaggio tra il Consiglio regionale, la Regione e questo settore importante della nostra economia. Poi l'allarme lanciato è quello del recupero, della difesa del suolo. Troppo suolo è stato sprecato, troppo suolo è stato abbandonato, dobbiamo recuperarlo perché effettivamente, io lo dico sempre, il nuovo risorgimento ripartirà ancora dal mondo dei campi.